Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo all'aeroporto di Vienna, sta piovendo, pioggia leggera e la tappa di oggi è Vienna Malpensa Milano, anzi Milano Malpensa, e voglio provare Malpensa X che è uscito da poco e finalmente l'Aerosoft ha buttato fuori anche Malpensa, sono curioso di provarlo, stiamo caricando i passeggeri, siamo con l'altro eventi della Austrian Airlines, adesso stanno arrivando anche i bagagli ragazzi. Anche lo scenario di Vienna è non di default, è fly, a voi sempre la scelta della pronuncia Tampa. Sì, Fly Tampa si chiama, ma non mi ricordo se c'è, sì, forse è quello, non mi ricordo neanche più niente, non mi ricordo un cazzo da quanti DLC ho comprato. E niente, fioi. C'è un po' di traffico, vediamo air traffic, ce ne sono abbastanza, sì, ok. Il tempo non è brutto, però c'è sta pioggerina che spacca un po' i maroni, sinceramente. È proprio il temporale proprio qua sopra. Adesso ci caricano i bagagli. Poi iniziamo anche il pushback, il push cazzo. E tutto. Vediamo un po' sto aeroporto del Milano Malpensa. Stiamo caricando i bagagli. Anche i passeggeri sono entrati. Ok. Ok, iniziamo con il pushback. Ok, cominciamo. Pa. Si comincia con il pushback. Parara. Sì ragazzi, mi sapete vado con aerei insomma più facili perché usare il Soft X mi porta via troppo tempo e proprio registrare con quello è praticamente impossibile per me adesso con gli impegni che ho. E c'è tanto insomma che per fortuna riesco a registrare almeno qualcosa di fly. Guarda quanto fiero cammina quest'uomo. Undertaker sembra. Bravo. Traffico sempre pieno. Ok. Però non si sta muovendo nessuno per il momento. New weather download completed. Ok ragazzi, madonna guarda che bello. Vai di rullaggio comendiano. La pioggia però insomma non sta diminuendo, anzi Poi abbiamo un po' di bestioni. Guarda qua il Fly Emirates, bellissimo. Molto molto bello. Vai ragazzi. Ci stiamo allineando. Autorizzazione al decollo. Andata. Vabbè insomma sto un po' vaneggiando ragazzi, scusate. Vai che andiamo. Andiamo a spaccare un po' di culi nei cieli austriaci barra italiani. Con questa pioggia proprio sotto di noi è la nuvola fantoziana. E si parte ragazzi. E si parte. Ha smesso di... no, piove ancora, piove ancora. E si vola verso l'infinito e oltre. Eccoci qua ragazzi, siamo partiti. Ecco Vienna qua a destra. Mamma mia, come viene ragazzi. La pioggia c'è. Siamo dalla parte del copilota adesso. E adesso siamo di qua. Vai che stiamo salendo quota 10.000.
Siamo sopra le montagne, ragazzi, a quota 20.000 FL 200. Il tempo è migliorato, dai, per fortuna. Io ho no, gli screenshot. Ok. E un altro screenshot. Eccolo qua il punto di vista comandiano. Mancano 40 minuti all'arrivo a Milano Malpensa. Nuovo scenario Aerosoft Malpensa X. Speriamo sia bello e non troppo pesante. È sempre bello lo scenario con le Alpi, è sempre stupendo, c'è poco da fare. Vediamo dal copilota. Che bello, ragazzi, le montagne innevate, lo sapete, io amo la montagna in maniera devastante. Ok, ragazzi, stiamo scendendo a 4007, mancano 50 miglia e siamo a Milano, fioi. Tempo speriamo in un miglioramento. Cioè, le nuvole ci sono però, ragazzi, i nuvolotti non mancano qui a Milano. Che palle. Vediamo la parte destra. Speriamo di fare un buon atterraggio comunque, dai. Nebbia in Valpadana, Tomarese puttana, vaffanculo, nebbione a Milano, e si gode, ecco lo sprazzo di sole. Ma perché? Ce lo vedremo molto nuovo scenario, vaffanculo. Ragazzi, non ho parole, cioè, che bello, il nuovo scenario di Malpensa. No, non che credo, cioè veramente è tutto abbastanza paradossale. Ma non si vede un cazzo. Ma Dio Cristo. Ma vaffanculo, ormai siamo quasi arrivati, fioi. Ma porca puttana. Ah, Dio mio. Allora, vediamo un attimo. Che sfiga, oh, però, che sfiga. Ok. Vediamolo piccolino. Bene, la visuale è meravigliosa. Ormai ci siamo, ma una roba indegna proprio, cioè. Guarda che roba. Vai di carrello. Prepariamoci prima, con la nebbia non si sa mai, va. Vai. Non c'è altro, vaffanculo. Impressionante. Ecco. 13 miglia. Ok, il porco sta girando. Che palle, volevo vedere Milano. Dio Bontus, la invincibile. Censura e comediano. Ok, allineamento con la pista 35R Milano Malpensa. Air traffic. Guess boh. Solo Airbus. Tutti questi. Bene. Siamo a 4000. Adesso speriamo che andando giù magari riusciamo a vedere qualcosa. Non si vede una mazza. Il nulla. Di questo volo di 2 ore circa, contando tutto. Ti prego, vai di sentiero di discesa, se no sono cazzi. Noi andiamo belli piano, belli pianino, tranquillo di discesa, siamo a 3000. Ormai ci siamo, figlio, ormai ci siamo. Solo che non vedo un cazzo, però, madonna che nervi, raga, la varaccia sta sclerando, figlio. Cioè, è inaccettabile, non si vede nulla. Cioè, 2500. Sì, in realtà penso che un atterraggio con queste condizioni siano pressoché impensabili, in realtà, cioè, penso che sta nebbia qua non si presentava a Milano dai tempi non so.
Proprio siamo in clima derby, cazzo. Lucia San Siro. Mi dà anche il meteo mio qua del telefono, del tablet, mi dà nebbione. Vabbè ragazzi, speriamo bene, io non sto... clear to land runway 35R, ok. Allora, ok. Autorizzazione all'atterraggio nella pista 35R. Dai ragazzi! Che non si vede... È che non vedo un cazzo, cioè non... Il brivido di uno scenario bellissimo comprato. Ecco, questo ragazzi è Malpensa X. Eccolo qua. Proprio bello, fatto bene, molto dettagliato, devo dire. Complimenti. Ma vaffanculo, va. Siamo a 1900. Attenzione. Si comincia a intravedere qualcosa. Proviamo a uscire, vediamo. Anche se adesso uscire da pazzi. Non si vede, vaffanculo allora. Vaffanculo. Bisogna andare a caso, cioè. Speriamo di vedere la pista. Ma il Pensa X me lo godo. Adesso vediamo com'è la nebbia a terra, se non si vede un cazzo, neanche non faccio le procedure di arrivo e di sbarco, perché tanto non si vede un cazzo. Cioè, ha poco senso, mi dispiace ragazzi, non ho parole. Qua rischiamo l'incidente. L'incidente brutto rischiamo qua, eh. Cazzo, non vedo niente. Fio non si vede nulla. Porca. Eccoci qua e qua. Ciao. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, cosa ho fatto? Il miracolo, fioi. Il miracolo, non so come. Yes! Grande Kuma. Non so come l'ho portato a termine. Grandissimi! Touchdown! Ragazzi, siamo arrivati dopo 10 ore di rollaggio. Eccolo qua. La nebbia è un po' calata. Ci ho messo veramente una vita ad arrivare. Guarda che roba. Un sacco di aerei. Vediamo quanti sono. Air traffic è sempre così, mamma mia. Solo di Airbus. Pazzesco. Niente, siamo arrivati alla prossima tappa. Sarà una tappa americana. Visto che mi sono sparato 10 giorni di Rocky. Sono un appassionato di Rocky. Sono un drogato di Rocky. Infatti sto giocando al gioco per PlayStation 3 Fight Night Champion. Sto facendo una carriera con Balbo che vorrei portare, ma su PlayStation 3 non riesco a usare il Game Portable. Se qualcuno sa come fare sta cosa, io posso anche portare una serie con Rocky, Ivan Drago e tutti gli altri. La prossima tappa sarà Philadelphia, Los Angeles. Rocky deve andare a trovare il suo amico Apollo a Los Angeles per allenarsi come su Rocky 3. Quindi sarà una tappa tutta interamente dedicata a Rocky e alla saga, insomma. Ok. Raga, un saluto dal Comandone veneziano, alla prossima. Ciao!